Il Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna ospita fino al 31 agosto 2025 la mostra Fabulae. Le situle raccontano i Veneti antichi. Il percorso espositivo celebra il patrimonio archeologico della necropoli di Posmon con le due situle figurative, esempi unici dell'arte delle situle, esposte insieme per la prima volta. Segna la storia di Montebelluna, le due opere principali sono le due situle ritrovate qui in territorio montebellunese, ma segna anche la storia di tutta l'area montebellunese e dei Veneti. Questa è una mostra unica nel suo genere, possibile grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale di Montebelluna, il Museo Nazionale a Testino, la Sovrintendenza e tanti sponsor che si sono messi in gioco e hanno reso questa mostra possibile. Invito tutti a venire a visitarla perché veramente possiamo avere uno spaccato del nostro territorio risalenti a migliaia di anni fa e attraverso le spiegazioni anche dei pannelli al di là dei reperti storici è possibile anche cercare e trovare un filo conduttore per quanto riguarda il nostro territorio, quindi da millenni di anni fa fino ad oggi 2024. Oltre 400 reperti, allestimenti immersivi e postazioni interattive offrono un viaggio nella cultura dei Veneti antichi, con focus su tradizioni e rituali. La mostra, frutto di collaborazioni tra istituzioni e specialisti, invita alla riflessione sulla tutela del patrimonio culturale. Sì, allora oggi finalmente abbiamo aperto la mostra Fabule, le situle raccontano i Veneti antichi, che presentano appunto due oggetti straordinari, appunto le situle che danno il titolo alla mostra, che sono due vasi a forma di secchia in bronzo usati per contenere il vino. Quindi vedete già un legame con la tradizione di questo territorio, legata molto alla produzione e al consumo del vino che all'epoca dei Veneti antichi, quindi circa 2500 anni fa, che è il periodo in cui che viene trattato nella mostra, era comunque un argomento importantissimo. E questo è uno dei tanti legami tra il mondo passato e il mondo presente, perché noi parliamo anche in questa mostra del territorio in cui sono stati trovati i reperti e parliamo anche della cultura della legalità appunto collegata alla salvaguardia dei siti archeologici e dei manufatti stessi. E il tutto vuole essere raccontato con un linguaggio molto diretto, immersivo, con nuove tecnologie, insomma, in modo da garantire a tutti di apprezzare e soprattutto ricavare degli spunti interessanti da questa mostra.